Questo non è ancora stato illustrato, ovviamente stiamo parlando della misura di sostegno al reddito e noi abbiamo presentato questo emendamento perché leggendo bene sia la normativa vigente sia il regolamento che attua la legge 15/2015 e leggendo anche l'emendamento che è stato presentato al comma 16 del DDL di assestamento, noi veramente facciamo fatica a capire cosa andrà a cambiare con questa novità, perché effettivamente noi qui andiamo praticamente a togliere solo due frasi, che la pausa che noi abbiamo sempre ritenuto, quella sì, è veramente iniqua, perché pensare che ci sia gente che non arriva a fine mese, che ha bisogno di un sostegno al reddito, che per vedersi riconosciuti ulteriori 12 mesi debba aspettare da 2 a 6 mesi, perché poi era diventato addirittura questo la previsione nella legge. Adesso noi togliamo la previsione che il periodo di interruzione non sia superiore ai 6 mesi, che va benissimo, però vorrei giustamente anche ricordare all'assessore che queste interruzioni difficilmente erano dovute a problematiche legate ai cittadini, ma erano molto spesso dovute alla disorganizzazione che c'è stata circa l'attuazione di questa misura, ma ancora di più al fatto che noi abbiamo deciso di delegare in qualche modo anche l'attuazione di questa misura all'INPS, cosa che ha creato non pochi problemi, cosa che molti cittadini di questa regione avrebbero anche sperato di aspettare solo 6 mesi di vedersi riconosciuti i contributi loro spettanti, ma a questo punto io dovrei chiedere all'assessore cosa succede se quell'interruzione supera i 6 mesi, perché a mio parere se quell'interruzione supera i 6 mesi qualcuno è fuori legge. Allora, siccome quando i cittadini sono fuori legge gli diamo una bella sanzione, magari gliela abbassiamo quando vanno a creare anche rischi idrogeologici, però quando la regione è, tra virgolette, fuori legge non succede mai niente, si allarga le braccia, si aspetta e si vedrà dopo le ferie, come anche detto in fase di discussione generale, se arriveranno o meno questi soldi. Allora, siccome, come dicevo, dal testo proposto non cambia nulla, noi chiediamo di modificare quantomeno l'ultima frase e prevedere che il rinnovo decorra dal bimestre della presentazione della domanda di rinnovo e non dal momento in cui viene stipulato il patto, che ripeto è la stessa cosa che succedeva anche prima, e questo per far sì che se anche dovessero esserci ulteriori ritardi, cosa che ovviamente vorremmo scongiurare, quantomeno alle persone venga riconosciuto o vengano riconosciuti i cosiddetti arretrati, cosa che abbiamo fatto con la prima applicazione della legge, perché è cosa che io mi auguro avvenga, e questo magari lo chiedo direttamente all'assessore, mi auguro che avvenga anche con i pagamenti che in teoria sembrano iniziati anche in questi giorni. Dico in teoria perché ci sono ancora migliaia di cittadini che in tutto il 2017 non hanno visto erogarsi un euro di questa misura. Siamo ad agosto, sono passati quasi 8 mesi e ci sono i cittadini che dovrebbero avere per diritto, per legge, un sostegno al reddito che non hanno visto neanche l'erogazione di un euro, contratto di patto firmato, con tutto a posto, e questa è una delle più grandi ingiustizie che è stata sicuramente fatta ai nostri cittadini in questi 4 anni. Ora, come detto, visto che ci sono state rassicurazioni sul fatto che INPS abbia dato l'ok ai controlli effettuati e che quindi siano partiti i lavori, io mi auguro almeno che si tenga conto, come dicevo prima, del fatto che la misura dovrebbe decorrere
dal momento in cui è stato stipulato il patto, cosa che prevede la legge vigente e cosa che prevedete anche voi adesso, come dicevo prima, non andando a cambiare nulla. Noi invece chiediamo che la misura decorra dal momento in cui è stata presentata la domanda, ovviamente per i nuovi, non per i vecchi. E quindi, come sempre, una proposta di buonsenso che non cambia praticamente nulla a nessuno, se non quella di vedere riconoscere a dei cittadini i propri diritti come ogni buona regione, buona amministrazione dovrebbe fare. Grazie.